Buongiorno da Sicilia 24, i titoli del nostro telegiornale. Arrestato Mario Di Ferro, lo chef di Villa Zito a Palermo, considerato il pusher dei VIP. Tra i clienti anche l'ex presidente dell'Ars Miccichè, che spiega: ho la coscienza a posto. Sarebbe di origine dolosa l'incendio divampato a Naro in un fondo confiscato alla mafia 30 anni fa e assegnato alla cooperativa Rosario Livatino Libera Terra. Danni per 20.000 euro nel terreno coltivato a grano, nel quale si susseguono intimidazioni dal 2019. Manca il personale, l'ASP di Catania sospende i ricoveri programmabili dal 15 luglio al 15 settembre. Il direttore sanitario Rapisarda ai nostri microfoni assicura: le urgenze restano garantite, resta il nodo della carenza di organico negli ospedali. Economia siciliana in ripresa. Il report della Banca d'Italia presentato a Palermo segnala la crescita di edilizia e terziario, stagnante l'industria, incrementato del 5,6% il reddito annuo delle famiglie. La stazione elicotteri della Marina Militare di Marista Eli festeggia i 60 anni dalla fondazione. La base catanese diventa centro di formazione degli equipaggi in volo. Sabato prossimo l'Open Day per i visitatori. Rinvenuti i reperti archeologici durante i lavori di riqualificazione di Piazza Cardinale Pappalardo, ex Duca di Genova, nel cuore della Civita, a Catania. I frammenti di maioli che appartengono all'epoca di Federico II. Calcio summit di mercato per la dirigenza del Catania nel fine settimana, atteso in città il nuovo allenatore Tabbiani. Ancora ben trovati da Sicilia 24, scatta l'arresto per il noto chef palermitano, gestore del ristorante di Villa Zito nel centro di Palermo. Si tratta di Mario Di Ferro, che era stato già sorpreso ad aprile a cedere cocaina e questa volta però finisce ai domiciliari. Per gli inquirenti sarebbe lo spacciatore dei VIP. Tra i suoi clienti figura anche l'ex presidente dell'Assemblea regionale siciliana Miccichè. Sentiamo Maglio Viola. Sarebbe il pusher dei VIP di Palermo e il primo caso di cessione agli stupefacente contestatogli nel mese di aprile scorso non sarebbe certamente l'unico. Almeno questa è l'accusa mossa allo chef nonché gestore del noto ristorante di Villa Zito in pieno centro della città di Palermo, Mario Di Ferro. Il GIP Antonella Consiglio ha disposto una misura cautelare per 6 persone alle quali vengono contestati a vario titolo diversi episodi di vendita e cessione di droga ai clienti della Palermo Bene. Tra gli indagati c'è proprio lui, Mario Di Ferro, accusato nel provvedimento di aver procurato e ceduto cocaina tra gli altri all'ex presidente dell'Ars Gianfranco Miccichè, che però non è indagato. L'inchiesta è coordinata dal procuratore del capoluogo Maurizio De Lucia e dall'aggiunto Paolo Guido. Miccichè andava a comprare la droga con l'auto blu, quella di servizio dell'Ars secondo l'ordinanza. Si tratta della stessa autovettura nella quale nei giorni scorsi è stato trovato un dispositivo GPS piazzato per seguire i suoi spostamenti. Lui, Miccichè, ammette di conoscere Mario Di Ferro. Andavo alle sue feste che erano molto divertenti, ma non c'era droga, dice. Poi con una nota ufficiale precisa: escludo in maniera categorica che io mi muova in macchina con il lampeggiante acceso, è un errore che ho fatto nella vita di cui sono pentito. Considero molto più importante nella mia vita di essere stato onesto, non avere mai fatto del male a nessuno, non avrei mai rubato un centesimo. Per ognuno di noi qualche errore nella vita l'ho fatto. L'importante è essere a posto con la propria coscienza e io lo sono. Il procedimento nasce da un'intercettazione disposta nell'ambito di un'altra indagine. Gli inquirenti ritengono di essere arrivati ad accertare diversi episodi di cessione di droga che l'indagato avrebbe realizzato con l'apporto di altre persone come Gioacchino e Salvatore Salamone, già condannati per spaccio in un processo sui traffici dei clan mafiosi palermitani. Di Ferro si sarebbe rivolto a loro per rifornirsi dello stupefacente e avrebbe anche usato 3 suoi dipendenti come pusher. Sia i Salamone che i dipendenti sono indagati. A Di Ferro sono stati concessi gli arresti domiciliari, ai Salamone è stata disposta la custodia cautelare in carcere, ai 3 dipendenti di Villa Zito è stato imposto l'obbligo di firma. Mario Di Ferro fu sorpreso ad aprile a vendere cocaina all'ex funzionario dell'Ars Giancarlo Migliorisi, all'epoca nella segreteria tecnica del presidente dell'Assemblea Gaetano Galvagno. Migliorisi ammise l'acquisto e venne licenziato da Galvagno. Già allora si disse che la droga però fosse destinata a qualcun altro.
Adesso una notizia dell'ultima ora, la vicenda della preside arrestata a Palermo. Le intercettazioni insieme alle immagini video registrate provano la costante condotta illecita adottata dall'indagata, che si è appropriata in modo spregiudicato e spudorato di diversi generi alimentari e di prodotti destinati alla mensa scolastica acquistati con i fondi dell'Unione Europea. È duro il giudizio del Tribunale del Riesame di Palermo, che ha depositato le motivazioni del provvedimento con il quale ha confermato gli arresti domiciliari per Daniela Loverde, la preside nota per le sue battaglie di legalità, accusata di essersi appunto, come avete sentito, impossessata dei beni della mensa scolastica e di dispositivi elettronici che erano destinati ai ragazzi. E la Guardia di Finanza di Palermo, quindi restiamo a Palermo, ha sequestrato 8 milioni di beni riconducibili a 2 imprenditori edili di Montelepre, Francesco Iacona, 69 anni, e Vincenzo Iacona, di 39, indagati per bancarotta fraudolenta. Secondo quanto emerso dalle indagini, gli amministratori delle 2 società avrebbero prelevato somme attraverso bonifici o soldi dai conti aziendali per fini personali, senza alcuna causale, per oltre 1.300.000 euro. La gestione delle società fallite avrebbe determinato una esposizione debitoria erariale di circa 7 milioni di euro. Ancora un attentato intimidatorio alla cooperativa Rosario Livatino Liberaterra di Naro, nell'Agrigentino. Ignoti hanno dato alle fiamme oltre 30 ettari di terreno sottratto alla mafia e coltivato a grano. È andato per noi Davide Sardo. Oltre 30 ettari di terreno coltivato a grano in contrada Gibesi dalla cooperativa Rosario Livatino Liberaterra di Naro, diretta da Giovanni Loiacono, sono stati incendiati. È un fondo confiscato alla mafia oltre 30 anni fa e assegnato alla Rosario Livatino Liberaterra nel 2015. Pochi sono i dubbi sull'origine dolosa delle fiamme. I focolai sono divampati da punti diversi e anche da porzioni di terreni assegnati divisi da ampie strade asfaltate. Si tratta di una escalation di danneggiamenti che perdura dal 2019 ad oggi. Purtroppo non è il primo evento che viene denunciato. Solo nella contrada Gibesi siamo all'8ª denuncia negli ultimi 8 anni. Nonostante gli sforzi delle forze dell'ordine, della procura, comunque delle istituzioni che sono vicine alla cooperativa Rosario Livatino, purtroppo i fatti sono questi. Ancora questi eventi si ripetono. Pertanto la situazione è preoccupante. Sarebbe auspicabile una diversa coordinazione tra tutte le istituzioni, tra la cooperativa ma anche il mondo dell'associazionismo, affinché si trovi il modo per ripristinare la legalità in questi luoghi. Anche il sindaco di Naro, Maria Grazia Brandara, esprime solidarietà alla cooperativa e si dice rammaricata per quanto accaduto. Ogni anno di questi tempi è come un rituale. A me i rituali non piacciono, sono veramente indignata, quello sì. Ragazzi che dalla mattina alla sera, ogni giorno dell'anno, si spendono per portare avanti un'iniziativa per dare sostegno alle loro famiglie, ma soprattutto una cooperativa che è simbolo alla lotta alla mafia, perché è una gestione di un bene confiscato virtuoso. E allora non posso che essere arrabbiata, forse dire poco. Sono veramente indignata. Il danno provocato alla cooperativa è stato quantificato in circa 20.000 euro ed è coperto da assicurazione. Indagano i carabinieri. Con oltre 2.000 presenze di migranti al momento saturo l'hotspot di Lampedusa, nonostante i continui trasferimenti disposti dalla prefettura di Agrigento, ben 20 a partire dalla mezzanotte gli approdi sulla più grande delle isole Pelagie, dove al momento sono giunte 930 persone, ma ci sono ulteriori avvistamenti e altre carrette del mare che sono state agganciate. Ieri erano giunti invece 1.292 migranti. Preoccupazione e allarme per la nota diramata dall'ASP di Catania ai presidi ospedalieri che con questa nota appunto l'ASP sospende i ricoveri programmabili dal 15 luglio al 15 settembre. Abbiamo sentito il direttore sanitario dell'ASP di Catania, Rapisarda, che ai nostri microfoni chiarisce: i ricoveri in urgenza sono tutti garantiti. Sentiamo Emanuela Corsi.
La nota è la nota che abbiamo fatto tutti gli anni, che si faceva anche quando ero medico giovane, per permettere la fruizione di ferie al personale che, voglio ricordare, in questo momento storico è particolarmente stanco. Il direttore sanitario dell'ASP di Catania, Antonino Rapisarda, chiarisce il contenuto della nota diramata dall'azienda ai presidi ospedalieri relativa alla sospensione dei ricoveri programmabili dal 15 luglio al 15 settembre, che ha suscitato preoccupazione e allarme. Non vuole assolutamente dire che chiudiamo i ricoveri, anzi continueremo a garantire tutte le attività assistenziali. Ma al di là della nota resta la situazione critica di molti ospedali del Catanese che, come nel resto d'Italia, soffrono per la carenza di personale medico ed infermieristico. Il problema è legato al cambio generazionale. Ci sono stati adesso tutti i pensionamenti di tutti quelli che erano entrati 40 anni fa. E non ci sono in numero adeguato quelli che possono sostituirli. Se da un lato c'è stato l'aumento dell'offerta sanitaria pubblica con l'inaugurazione dell'ospedale San Marco e la riapertura del pronto soccorso di Giarre, dall'altra, spiega Rapisarda, si sta lavorando per superare la carenza di personale riformulando l'offerta. Relativamente al San Giovanni di Dio e Sant'Isidoro di Giarre, che serve un'utenza di circa 80.000 abitanti, è al vaglio l'ipotesi di un accorpamento con il Santa Marta di Acireale e il Cannizzaro di Catania. A mio modo di vedere è certamente una buona idea. Certo, bisogna lavorarci, perché chi lavora all'ospedale di Giarra ha un contratto con l'ASP di Catania, chi lavora al Cannizzaro ha un contratto col Cannizzaro. Non è una cosa, ritengo, che si può fare dall'oggi al domani. In prospettiva certamente mi sembra una buona idea. Poi c'è il tema delle liste d'attesa infinite per visite ed esami specialistici presso gli ospedali, altro nervo scoperto ormai da tempo. Abbiamo avuto un input molto chiaro dall'assessorato, abbiamo delle somme a disposizione importanti per il recupero delle liste d'attesa e ci stiamo muovendo in questo senso. Le voglio anticipare per esempio che per gli screening oncologici siamo già in linea. Nonostante la fuga verso la sanità privata, l'obiettivo è difendere la sanità pubblica, dove non esistono soltanto criticità ma anche eccellenze, affinché tutti i cittadini possano ricevere servizi adeguati. Noi che ci crediamo certamente non faremo mai morire la sanità pubblica, o come direbbe un buon soldato, moriremo con lei. Speriamo che questo non abbia mai a succedere e faremo l'impossibile perché non succeda. L'economia in Sicilia cresce come nel resto del paese, con un andamento che non è uniforme temporalmente nemmeno per settori. È quanto certifica il report annuale della Banca d'Italia che è stato presentato oggi a Palermo. Marco Gulla. L'economia siciliana cresce, la fotografia arriva dal report annuale della Banca d'Italia. Nonostante l'inflazione, l'economia dell'isola, secondo Banca d'Italia, è aumentata del 3,7%, in linea con la media nazionale. Una crescita che ha quindi consentito di recuperare quasi completamente la perdita di prodotto connessa con la pandemia. Molto bene l'edilizia, il settore terziario, il turismo, infatti continua a fornire numeri positivi per la nostra isola. L'estrema sintesi del rapporto è che l'economia siciliana nel 2022 cresce in misura significativa in linea con il resto dell'Italia, più 3,7%, quindi non una crescita dello 0, a cui purtroppo eravamo abituati in qualche anno addietro. Non cresce uniformemente durante l'anno perché nella seconda parte dell'anno c'è un rallentamento, le cause sono presto dette, tensioni geopolitiche, l'incremento dell'inflazione, l'incremento dei tassi. Non cresce uniformemente per settori, crescono di più le costruzioni, cresce di più il terziario, il turismo, rimane piatta l'industria, ma quello che si può dire è che la crescita del 2021 e la crescita del 2022 hanno riportato il valore aggiunto dell'economia siciliana quasi completamente ai livelli prepandemici. Non cresce però l'industria, settore che non ha registrato passi di crescita. Il settore che segna una stagnazione rispetto all'anno prima è l'industria. L'industria registra un valore aggiunto simile a quello dell'anno prima. L'agricoltura, che pesa poco peraltro, ha un leggero decremento. Quello che cresce di più ovviamente sono le costruzioni e, come abbiamo detto, il turismo. Questo andamento positivo però non è stato omogeneo sotto il profilo temporale, perché verso la seconda parte dell'anno l'economia ha rallentato e non è stata omogenea neanche dal punto di vista dei singoli settori. Per alcuni settori è andata particolarmente bene, in particolare mi riferisco ai servizi, al turismo e alle costruzioni, che sono andati particolarmente bene. Invece nell'industria la situazione è rimasta stazionaria.
Il primo trimestre del 2022 ha inoltre prodotto 24.000 posti di lavoro. Per la Banca d'Italia un segnale assolutamente importante. Il reddito delle famiglie siciliane nel 2022 è cresciuto inoltre del 5,6%, ma l'elevato tasso di inflazione ne ha determinato una contrazione dell'1,3% in termini reali. I consumi hanno proseguito alla ripresa avviata nel 2021. I rincari e il deterioramento del clima di fiducia hanno impedito il pieno recupero rispetto al periodo pre-pandemia. Ed economia e imprenditoria saranno al centro della puntata di Sicilia 24 Focus. Dopo il nostro telegiornale si parlerà del bando Io Resto al Sud, l'incentivo che sostiene la nascita e lo sviluppo di nuove attività imprenditoriali e libero-professionali e anche della rottamazione delle cartelle esattoriali. Ospiti di Adelaide Barbagallo a Sicilia 24 Focus, il dottore Armando Crispino, tra i massimi esperti in materia fiscale e del lavoro, e ancora Luca Tomasello, che è un giovane imprenditore di Belpasso che a soli 25 anni ha creato un'impresa che esporta prodotti senza glutine. Altro argomento, come dicevamo, la rottamazione delle cartelle esattoriali, quindi sicuramente Adelaide Barbagallo potrà dare anche spazio alle vostre domande che possono arrivare al 342 7455 5005. Ricordiamo che il programma va in onda in diretta su Telecolor ma anche in streaming su lasiciliaweb.it. Andiamo a Messina, dove c'è il rischio che il porto di Tremestieri diventi un'opera incompiuta. I lavori sono fermi da mesi, il Ministero delle Infrastrutture sta revocando un finanziamento da 17 milioni di euro e per l'aumento dei costi dei materiali l'importo per la realizzazione è aumentato del 60%. Francesco Triolo. Un intero litorale sventrato nella zona sud di Messina, un porto, quello di Tremestieri, che nella progettazione iniziale del 2009 avrebbe dovuto liberare definitivamente in pochi anni la città dal passaggio delle auto e dei mezzi pesanti che devono traghettare, ed invece quella mega opera fondamentale per Messina rischia di diventare un'incompiuta. Ad oggi è stato completato appena un quarto dei lavori previsti, una lentezza che ha fatto aumentare nel frattempo anche i costi. La nuova stima per il completamento dell'opera è di 43 milioni, una somma che si aggiunge a quella originale di 72 milioni. Oggi, in sostanza, il porto di Tremestieri costerebbe il 60% in più di quanto stanziato 15 anni fa. La causa è da ricercare nell'aumento dei costi dei materiali, ma anche nella lentezza con cui si è sviluppata tutta la fase di progettazione, affidamento e realizzazione. Ed in bilico adesso ci sono altri 17 milioni di fondi che, non spesi, sono oggetto di una revoca da parte del Ministero delle Infrastrutture, e non sono poche le polemiche che si sono scatenate in città. Viene sancito di fatto che il porto di Tremestieri, l'opera e l'infrastruttura più importante di questo territorio, è un'incompiuta. Da diversi mesi, probabilmente da un anno, diciamo, come Will Trasporti, che quel cantiere è deserto ed è fermo. Oggi vengono a mancare 17 milioni di euro di finanziamenti da parte del Ministero, sono i fondi PON, verranno a mancare altri 4 milioni e mezzo di fondi PAC. Getta acqua sul fuoco invece l'amministrazione, che rinvia all'autorità portuale, pronta comunque ad inserire a bilancio i fondi necessari se dovessero essere revocati. Normalmente quando si fanno delle affermazioni si parla con carte alla mano, purtroppo in questa città si vive molto di superficialità, indipendentemente dal ritiro del finanziamento o meno. L'autorità di sistema ha una convenzione con il comune di Messina siglata nel gennaio 2018 che prevede il cofinanziamento per la somma di cui stiamo parlando, per cui mi verrebbe da dire, per citare qualcuno importante, tanto rumore per nulla. In questo momento quello del porto di Tremestieri è il cantiere più grande ed importante che c'è in provincia di Messina. I lavori sono fermi per la difficile situazione della nuova Coedmar, l'azienda che ha vinto l'appalto e che ha in corso una procedura giudiziale dalla quale può venire fuori solo se riesce a cedere il ramo d'azienda siciliano. Adesso ci fermiamo, una breve pausa, torniamo tra poco. Seconda parte di Sicilia 24, andiamo a Marista Eli, alla stazione elicotteri della Marina Militare di Catania, che oggi ha festeggiato i suoi 60 anni. È andata per noi Lorena Dolci.
Non parlano solo il linguaggio della guerra. Questi giganti si alzano in volo nel caso di eruzione dell'Etna o per l'emergenza Stromboli. Intervengono per trasporti sanitari urgenti fino ai soccorsi in mare dei migranti. Somma tutte queste funzioni Marista Eli, la stazione elicotteri della Marina Militare Italiana, che festeggia oggi 60 anni dalla fondazione. A dare il benvenuto il comandante della stazione, che ricorda gli innumerevoli compiti, oltre al fondamentale supporto alle squadre navali. Compiti fondamentali sono anche il supporto alla protezione civile, antincendio boschivo che è appena iniziato. Come ogni anno abbiamo un elicottero pronto a decollare in un'ora per poter intervenire su eventuali incendi nella zona del catanese e non solo. Coinvolta in tutte le principali operazioni della Marina Militare, Marista Eli rafforza la sua vocazione di addestramento, diventando da quest'anno centro di formazione degli equipaggi in volo. Fondamentale l'addestramento in un'area particolarmente impegnativa e collegata anche a tanti rischi, che è quella delle operazioni aeree, che sono essenziali per l'operatività della squadra navale. Poco più di 500 addetti, un parco mezzi di 20 aeromobili che si va rinnovando. Quest'anno, nel 2023, proprio nel 60° anniversario, viene costituito adesso il terzo polo a Marista Eli Catania, nel senso che oltre agli elicotteri H101 e agli AB212 verranno i modernissimi ultimi SH90. Potrete ammirarli da vicino sabato prossimo, quando Marista Eli aprirà le porte al pubblico dalle 9 alle 18 per l'Open Day, rivolta a grandi e piccini. Ci sarà da divertirsi anche per i più piccini, vedere elicotteri, simulatori e giochi di ogni tipo, quindi interessante, da fascia d'età dai 6 ai 60 anni, agli 80 anni, ai 100 anni, la base è aperta a tutti, vi aspettiamo con ansia. Durante i lavori di riqualificazione in piazza Cardinale Pappalardo, ex piazza Duca di Genova a Catania, sono emersi alcuni reperti subito analizzati dagli archeologi della soprintendenza, che li hanno datati, appartengono all'era di Federico II. Simona Mazzone. Appartengono all'era di Federico II i reperti rinvenuti durante i lavori di riqualificazione di piazza Cardinale Pappalardo, ex Duca di Genova, nel cuore della Civita a Catania. Si tratta di piccoli oggetti suppellettili dell'epoca, venuti alla luce senza eccessiva sorpresa, visto che Catania è stata ricostruita su più strati e ogni scavo riserva spesso qualche ritrovamento, tanto che di fronte a questa probabile evenienza a inizio lavori era presente un professionista archeologo del comune. I ritrovamenti affidati alla sovrintendenza sono stati subito catalogati e analizzati dagli archeologi, che li hanno appunto datati. In particolare si tratta di frammenti di maioliche, le state vedendo nelle immagini, risalenti al periodo tra il XII e il XIII secolo. Nel cavo di una scodella è dipinto lo stemma di una famiglia nobiliare, pare sia quello degli Asburgo. Inoltre le strutture venute alla luce sono forse collegate con il medievale porto saraceno. E gli scavi proseguono, magari per rinvenire altri tesori storici, come non si arrestano i lavori di riqualificazione della piazza. Si procederà con un lavoro stratigrafico, quindi degli scavi a mano per ovviamente valutare la natura dei ritrovamenti che sicuramente risalgono all'epoca federiciana, medievale, quindi 1200-1300, mentre nel resto della piazza si faranno circa 6-7 saggi a random per valutare eventuali altri ritrovamenti. Anche questo fa parte di quei progetti di riqualificazione che riguarda diverse piazze cittadine, lavori interamente finanziati con fondi comunitari. Qualora dovessero essere rinvenuti, oltre agli oggetti, anche ambienti, il progetto iniziale potrebbe variare in itinere. Si faranno delle valutazioni successive, come si è detto la direzione è disponibilissima a eventualmente modificare il progetto, saranno valutazioni che faremo successivamente. Allo stato dell'arte non c'è questa necessità. E chi spera che la piazza possa tornare ad essere un grande parcheggio non può essere accontentato. Sarà una piazza riqualificata all'insegna del green, con alberi, aiuole, e anche lo stesso materiale sarà, di pavimentazione, sarà un materiale drenante, anche perché sono state utilizzate risorse per trasformare questa piazza in una piazza permeabile, che certamente piacerà ai residenti ma anche ai cittadini. Se la sovrintendenza lo reputerà necessario, alcune porzioni dell'epoca ritenute interessanti potrebbero essere lasciate visibili, circondate da una cornice naturale.
Adesso un'altra pausa e poi torniamo in chiusura per occuparci del Catania al lavoro sul fronte del calciomercato. Chiusura del nostro telegiornale Il Calcio, fine settimana al lavoro per la dirigenza rossazzurra che in concomitanza con l'arrivo in città del tecnico Tabbiani ha programmato un vero e proprio summit di mercato. Angelo Gagliano. La full immersion servirà per gettare le basi del nuovo Catania, il primo fine settimana di luglio, che solitamente apre le vacanze estive, in casa rossazzurra sarà invece dedicato alla pianificazione del mercato. Si comincia venerdì pomeriggio e si andrà avanti almeno fino a sabato mattina. Carra, Grella, Laneri e Tabbiani saranno dunque allo stesso tavolo per disegnare, come detto, la squadra per la prossima stagione. Un lavoro profondo che inizierà dalle conferme, che saranno poche, e di questo gruppo dovrebbero fare parte, oltre a Castellini e Lorenzini, anche Chiarella, Rapisarda, Rizzo, Russotto, Palermo, De Luca e Sarao. Difficile la permanenza in rossazzurro del giovane portiere Beters, mentre per Vitale si aspetta la Sampdoria. Il destino di Giovinco è invece legato alle scelte tecniche e tattiche di Tabbiani. Nel corso del vertice di mercato si discuterà anche del futuro di Ciccio Lodi. Il capitano ha comunque un confronto diretto con la dirigenza etnea. Fatta questa premessa, appare chiaro che il Catania dovrà operare sul mercato in maniera profonda, a cominciare dalle estremo difensore. Se dovesse partire, come sembra anche Beters, vicino al trasferimento al Palermo, serviranno infatti due portieri. Radiomercato accosta al club rossazzurro Davide Marfella, nell'ultima stagione terzo portiere a Napoli. La costruzione della squadra per il prossimo anno richiederà comunque interventi in ogni reparto. In difesa, oltre a due laterali sinistri, serve anche l'alternativa a Rapisarda a destra e almeno due centrali. In mezzo al campo sono insistenti le voci di un ritorno a Catania, la sua città, di Kevin Biondi, ma almeno per il momento di concreto c'è poco. Dal futuro di Lodi dipenderà il resto. Diversi nomi accostati alla club rossazzurro per la mediana, tra questi c'è anche quello di Sevo Cico, che ha però caratteristiche più offensive. Sul giovane di origine albanese ci sarebbero anche Picerno e Avellino, ma la spesa per il centrocampo prevede altri due acquisti almeno. In avanti servono, oltre a due attaccanti centrali, almeno due esterni. Il cantiere Catania, come detto, è aperto e dal 1° luglio arriveranno le prime novità. E con questo servizio si chiude questa edizione di Sicilia 24. Vi lascio a Sicilia 24 Focus con Adelaide Barbagallo. Vi ricordo che l'informazione su Telecolor tornerà alle ore 19. A tutti un buon proseguimento di giornata.